Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi volevo parlarvi dei desideri. L'essere umano infatti ha la capacità di desiderare. Questa capacità è innata in lui e inizia a svilupparsi fin dalla più tenera età. Inizialmente il desiderio del bambino è collegato a bisogni di natura fisiologica, ma quando inizia la maturazione della sua personalità, i confini del suo desiderare si espandono ed iniziano a riguardare gli aspetti più esteriori. Nel tempo crescendo si inizia anche a desiderare cose più lontane dal nostro essere quotidiano, perfino cose che possono esserci state insegnate volontariamente o involontariamente, o che fanno parte di un bagaglio addirittura genetico, ma soprattutto karmico. Infatti molti dei desideri che noi nutriamo nell'arco della nostra esistenza in realtà hanno appunto una motivazione di natura, diciamo, astrale. Cosa significa questo? Che per esempio i bambini possono avere in tenera età delle forme di precognizione di quello che sarà il loro futuro un domani e che poi durante il corso della vita perdono un po' di vista, ma che la vita poi a un certo punto gli proporrà. Questo perché in fondo fondamentalmente siamo come delle antenne e dunque riceviamo costantemente questi input. Cosa voglio dire insomma? Che ad agire sull'inconscio di ciascuno di noi e a determinare alcune predisposizioni piuttosto che altre sono senza dubbio le influenze dei dominatori planetari che con la loro presenza nel loro cielo, nel nostro cielo di nascita, ci assicurano doni e prove che serviranno a correggere la nostra personalità. Questo perché non c'è nulla lasciato al caso nel nostro progresso, ma noi ci incarniamo esattamente nascendo in un posto e luogo precisi, ad un orario preciso, che ci fornirà proprio tutti gli strumenti e le potenzialità di cui abbiamo bisogno per sviluppare ulteriormente la nostra anima in questo viaggio chiamato vita. Dunque, ogni situazione che andiamo a vivere può essere vissuta come un'occasione di crescita, né più né meno. E durante la crescita veniamo però a contatto con molte possibilità di contaminare quella che è la nostra personalità. Cioè, se da bambini abbiamo determinate predisposizioni, poi nel tempo tendiamo a maturarne altre. Questo perché affrontiamo nuove esperienze che aprono nuove percezioni e nuovi aspetti di noi, cioè ci danno una nuova, come dire, traccia da seguire, una nuova esperienza che si scrive in noi, andando a stimolare appunto aspetti caratteriali che erano latenti. Ma questo genere di situazioni comunque sono sempre predeterminate. Ora quello che voglio dire è che nonostante le stelle determinino molti degli eventi che noi andiamo a vivere, in realtà l'obiettivo e lo scopo di questo susseguirsi di esperienze, di reincarnazioni di vita dopo vita, è proprio quello di diventare così maestri, così al di sopra di queste influenze astrali che invece di subirne gli influssi siamo in grado di dirigerli per il nostro bene, per il bene delle persone che ci circondano. Dunque, le modalità con cui si avverano i nostri desideri, ma anche il risultato e un po' il nostro cammino è abbastanza scritto nelle stelle. Dobbiamo dire però che i desideri non sono solo dunque qualcosa di astratto, ma sono piuttosto una necessità che noi manifestiamo proprio ricevendo questi segnali e questi messaggi che arrivano dai regni spirituali superiori, proprio perché a un certo punto, quando è tempo affinché avvenga in noi una nuova crescita, una nuova comprensione, ecco che si muove dentro di noi un bisogno, come una sensazione di una mancanza, della necessità di compiere qualcosa, di fare qualche modifica alla nostra vita e in realtà noi lo percepiamo come un bisogno nostro, ma è un bisogno pilotato, cioè noi lo captiamo,
lo facciamo nostro e lo viviamo come se fosse veramente una nostra esigenza. A questo punto lo mettiamo in atto perché comunque questo bisogno muove in noi qualcosa che ci spinge appunto a andare incontro a determinati eventi. Non importa comunque quale sia il risultato, cioè il desiderio che nutriamo nel nostro intimo, perché potremmo anche, in questo momento abbiamo parlato di desideri che sono desideri di natura animica, ma possono esserci anche desideri di natura più materiale, mh, che però, va detto, difficilmente nascono con noi, cioè il bisogno materiale del bambino, ad esempio, è quello della nutrizione, del conforto, di essere pulito, di essere cambiato, ci sono bisogni per la sua sopravvivenza. Crescendo, come ben sappiamo, siamo condizionati continuamente, bombardati continuamente dal marketing, dalle pubblicità, da quello che vediamo in TV, da quello che ci viene raccontato e detto, ad avere delle immagini, dei desideri che poi non corrispondono, non sono conformi alla vera natura dell'uomo, sono bisogni, diciamo, più che altro artefatti che vengono appunto aggiunti per uno scopo. Comunque che siano di natura materiale o che siano di natura spirituale, il segreto dei segreti è quello di avere una visione chiara di quello che desideriamo e di lasciare proprio che siano le forze superiori che hanno stimolato in noi questo desiderio a predisporre poi tutto quello che è la modifica necessaria, il cambiamento necessario, le condizioni necessarie che si realizzino, stando sempre certi che tutto si realizza. È proprio qua il segreto, cioè bisogna fare molta attenzione proprio a quello che andiamo a desiderare. Ad ogni modo, ogni desiderio ci mette di fronte un po' a chi siamo, cioè a chi siamo in quel momento e a chi dovremmo essere per realizzare il nostro desiderio. Non sempre infatti siamo pronti a vedere i nostri desideri realizzati, perché molte volte un desiderio realizzato implica una serie di modifiche immense, anche interiori. Noi magari possiamo desiderare una vita fatta di viaggi, di avventure, ma poi dobbiamo affrontare magari dentro di noi determinati timori che non prendendo in considerazione ci fanno pensare, cioè continuiamo a desiderare qualcosa che poi non si realizza, proprio perché in realtà inconsciamente dentro di noi qualcosa rema dalla direzione completamente opposta. Dunque ogni desiderio ci mette davanti a chi siamo, è come un po' uno specchio che dobbiamo andare a guardare, che prima invece non guardavamo. Siamo all'altezza dei nostri sogni? Siamo pronti affinché si realizzino? Queste sono sicuramente domande che dobbiamo porci e che sono occasione di un'ennesima crescita e di un'ennesima indagine dentro di noi. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione che mi avete portato fino a questo momento e vi rimando a una prossima condivisione. Vi auguro meglio, insomma, di desiderare con cognizione di causa e di guardarvi dentro se siete pronti a modificare quelle parti di voi che servono alla realizzazione del desiderio. Vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale così da non perdervi le prossime condivisioni. Nella prossima pillola vi darò un piccolo rituale per la realizzazione di un desiderio. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Per il rituale vi posso già dire che vi servirà una candela rossa, un pochino di incenso in grani, possibilmente l'olibano, che è l'incenso che viene utilizzato in chiesa, un foglio di carta bianca e una penna a inchiostro nero. Vi saluto e vi ringrazio, cari amici, che mi seguite. Un abbraccio a tutti, alla prossima dalla vostra Edegarda.